La drammatica realtà, adesso io non vorrei infierire, è che c'è una carenza cronica di liquidità e che francamente mi spaventa, perché noi oramai da un paio di anni, da 2 o 3 anni a questa parte, soprattutto, devo dire da 2 o 3 anni a questa parte, cominciamo quotidianamente a registrare richieste di aiuto da parte degli imprenditori alle banche, e queste richieste di aiuto non arrivano. La maggior parte delle persone che vengono ai nostri sportelli continuano a denunciare questa cronica assenza degli istituti di credito sul fronte della recapitazione di finanziamenti. Allora, come si diceva giustamente qui finora, e io sono pienamente d'accordo, o si aiuta veramente questo paese a crescere, perché con la politica del rigore, e anche su questo condivido, non si va da nessuna parte, oppure no, ma per aiutarlo a crescere bisogna che le imprese sane, che presentano bilanci sani, veritieri e che quindi forniscano agli istituti di credito delle informazioni serie ed attendibili, non come è accaduto in passato, perché bisogna dire anche questo, forniscano praticamente informazioni serie ed attendibili e vengano aiutate, perché altrimenti il momento non riescono a superarlo. Poi magari si ricorre a delle forme, per così dire, di ostruzionismo anche nei confronti del settore bancario, che diventano dei veri e propri testa a testa anche nelle aule giudiziarie. Ma le banche sono davvero in difficoltà o fanno finta? Faccio una domanda brutale così. Le banche hanno indubbiamente dei grossi problemi di liquidità al loro interno, hanno dei grossi problemi di suddivisione dei compiti al loro interno, fare le cosiddette differenziazioni fra banche, diciamo, che fanno solo attività di finanziamento e banche che fanno attività di investimento, tutti ragionamenti che vanno benissimo. Però è arrivato il momento che gli istituti di credito comincino non solamente a pensare ai propri problemi interni, ma anche a quelli esterni, perché se è vero che lo settore di un paese sta in piedi grazie al sistema bancario, è anche altrettanto vero che bisogna stare attenti a non far morire il paziente finché è sul letto.